Creatività, imprenditorialità, managerialità nell'architettura è il titolo del convegno tenutosi presso l'Università UAV di Venezia. L'incontro ha dato avvio a 3 corsi integrati di formazione gestionale, coordinati dal professor Aldo Norsa. Lanciamo oggi 3 corsi professionalizzanti che complementano la cultura dell'architetto e riguardano rispettivamente le tematiche della gestione della commessa, con anche aspetti informatici molto sofisticati, come può essere il BIM, Building Information Modeling. Riguardano la questione che precede il progetto e che è quella della programmazione degli interventi. Molto spesso la cattiva programmazione dà luogo a disastri dal punto di vista economico, nella scelta appunto di come costruire, e altrettanto importante sul tema della sicurezza. Al convegno, al quale hanno partecipato anche alcuni laureati eccellenti dello UAV e numerosi professionisti, sono stati illustrati i contenuti dei 3 corsi da parte dei docenti. Il professor Paolo Lizza ha focalizzato il suo intervento sul tema del controllo del progetto. Il professor Federico Della Puppa ha invece approfondito i temi evolutivi dell'imprenditoria. Ha concluso con un intervento dedicato al tema della sicurezza nei cantieri il professor Filippo Vigato. Come ha spiegato infine il professor Norsa, questi corsi focalizzano l'attenzione sulla qualità, sul controllo e sulla sicurezza nella gestione dei progetti. A conclusione, il 5 giugno si terrà un congresso piuttosto importante che avrà per tema Venezia, città contemporanea e l'architettura, proprio perché tutti questi apporti disciplinari convergono sulla grande Venezia, che è nata il 1° gennaio con quasi 1 milione di abitanti, che è una grande novità per il territorio.